sfileranno tutti in qualche modo per riuscire ad arrivare più in là. Manca poco al traguardo, manca un ultimo sforzo, poi domani chissà, chissà. E intanto gira e va, intanto gira, 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 e chi ci fermerà? Giornata all'insegna del ciclismo giovanile a Cerbaia di Lamporecchio presso il Circolo Alci Tamburini si disputa il 32esimo Gran Premio Circolo Alci Tamburini, gara riservata alle categorie esordienti, dopodiché vedremo in gara le categorie allievi. Una manifestazione organizzata dal gruppo sportivo Pozzarello e che vede al via davvero tanti atleti di queste due importanti categorie a livello giovanili. Sono 152 gli esordienti iscritti, davvero un numero importante per questa prova che vi dicevo organizzata dal gruppo sportivo Pozzarello. La prima prova sarà quella riservata alla categoria esordienti. Gli atleti si misureranno sul circuito che misura 3 km e 400 metri e lo dovranno ripetere per 8 volte per un totale di 27 km e 200 metri. Vediamo le operazioni di misurazione del foglio firma di partenza. Sono presenti anche alcune atlete femminili delle categorie femminili. È davvero un ottimo successo organizzativo per questa 32esima edizione del Gran Premio Circolo Alci Tamburini. Per quanto riguarda proprio la categoria esordienti, che sarà la prima che prenderà il via, gli atleti adesso al foglio di firma di partenza. Tante le società che hanno risposto all'appello della società organizzatrice, il gruppo sportivo Pozzarello. Come vi dicevo, oltre 150 gli atleti iscritti. Il circuito di Cerbaia è un circuito leggermente ondulato che metterà sicuramente a dura prova questi giovani atleti che hanno 13 e 14 anni, prova unica infatti per la categoria esordienti, quindi raggruppate le categorie esordienti primo ed esordienti secondo anno. Ormai imminente al via proprio davanti al Circolo Alci Tamburini di Cerbaia di Lamporecchio. Le maglie dell'Olimpia Valdarnese nelle primissime posizioni e tra non molto la partenza di questa importante gara a livello della categoria esordienti. Via ufficiale in questo momento per gli atleti della categoria esordienti, partenza subito velocissima come vedete dalle immagini, e come vi dicevo saranno 8 i giri che gli atleti dovranno affrontare in questa gara, che è la seconda della stagione per questi atleti che hanno debuttato domenica scorsa, la prima domenica di aprile, il 3 aprile, con il debutto. Per quanto riguarda la stagione 2011, lasciamo sfilare il folto gruppo degli oltre 150 atleti al via, davvero un grande successo per gli organizzatori. E vi ricordo che questa organizzazione firmata dal gruppo sportivo Pozzarello si avvale della direzione di corsa di Ivo Vezzosi, il presidente di giuria è Loris Mencacci, il componente Marco Bonecchi, il giudice d'arrivo Rolando Nocchi. La sicurezza in corsa è garantita dalle staffette del gruppo motociclisti Pistoiese Ocip, mentre l'assistenza sanitaria è a carico della Croce Verde di Lamporecchio. Le informazioni in corsa ci arrivano da Radio Corsa Gruppo 4 con l'operativo Francesco Neri. Questi sono tutti davvero i servizi sempre di grande qualità che sono stati offerti dall'organizzazione di questa 32esima edizione del Gran Premio Circolo Alci Tamburini. Gruppo che, come vediamo, compatto, transita davanti alla nostra telecamera. Davvero bello il colpo d'occhio su questi atleti. C'è già stata una prima scrematura, come vedete il gruppo è allungato. Dopotutto questi atleti sono davvero al debutto nelle gare su strada, alcuni di loro hanno 13 anni, per loro è la seconda gara nella categoria esordienti e vengono ovviamente dalla categoria G6. Con le immagini passiamo al terzo giro di corsa. Come vedete il gruppo continua a mantenersi compatto, nessuno per il momento prende l'iniziativa, un po' di timore forse nel cercare l'allungo. Comunque, come vedete, il gruppo adesso occupa l'intera sede stradale, quindi questo a testimonianza di un'andatura che non è particolarmente elevata. Vediamo ancora un
po' le maglie sulla testa della corsa, Olimpia Valdernese, Borgonovo Miglior, Pedale Toscano Ponticino, poi abbiamo visto la Polisportiva Mille Luci di Casalguidi, ancora il team Valdinievole, poi qui adesso con il dorsale numero 140 Salvatore Morzillo del team Balzano. Come vedete i ragazzi del team Valdinievole pedalano su cicli formigli e lasciamo sfilare tutto il gruppo adesso, lasciamolo sfilare davanti alla nostra telecamera, facciamo ancora una bella panoramica sul plotone che sfila e si appresta a transitare nuovamente sotto lo striscione di arrivo. Eccoli qua anche gli ultimi ritardatari, come vedete alcuni atleti si stanno già preparando per la gara, quella degli allievi che verrà subito dopo, ma con le immagini siamo nel corso del quarto giro e comincia a vivacizzarsi la corsa, perché con il numero 67 davanti abbiamo Daniel Gokai, uno dei corridori più attesi quest'anno. Poi con il 78 troviamo Cesare Storri e con il numero 143 è Luca Milano. Come vedete il loro vantaggio nei confronti del gruppo è di poche decine di metri. Adesso Gokai prova ad allungare nuovamente in vista della svolta a destra, ma il gruppo, possiamo vedere, è praticamente tornato compatto. Francesco Neri, Radio Informazione in Corsa, gruppo 4, ci fornisce le notizie di questa prova. Come vedete il gruppo è tornato compatto e siamo ormai in vista del primo del traguardo volante che è assegnato nel corso del quinto giro, quindi andremo a vedere anche se ci sarà battaglia per questo traguardo. Vedete che le squadre stanno cercando di tenere alta l'andatura proprio in vista del passaggio sotto lo striscione di arrivo, dove sarà assegnato questo traguardo volante al gruppo che si è allungato notevolmente in questa 32esima edizione del Gran Premio Circolo Arci Tamburini. Stiamo seguendo la prova riservata alla categoria esordienti. Gruppo allungatissimo, bella giornata di sole quest'oggi con l'organizzazione del gruppo sportivo Pozzarello. E siamo ormai al traguardo volante, eccolo qua, se lo aggiudica con il 104 Andrea Campagna, e poi con qualche metro di vantaggio nei confronti del gruppo che quindi ancora si sta mantenendo compatto. Gruppo che quindi ancora una volta conclude un ulteriore giro di questi 8 in programma. Circuito che misura 3 km e 400 metri per un totale di 27 km e 200 metri. Ancora il gruppo che però si sta mantenendo compatto, quindi ancora non stanno emergendo i corridori più attesi. Davvero ci aspetta quindi un gran finale, perché il gruppo per il momento ha controllato ogni tentativo di fuga e per il momento si sta presentando compatto negli ultimi 3 giri di corsa. Eccolo qua il plotone nelle immagini dalla nostra telecamera, Francesco Biondi nelle primissime posizioni del gruppo, alfiere della Polisportiva Mille Luci di Casalguidi. Come vedete il plotone si è notevolmente selezionato, alla fine la forte andatura, il caldo e il percorso ondulato stanno facendo una notevole selezione, e adesso sono rimasti a far parte del gruppo una 50-60 unità che andranno a giocarsi il successo in questo 32esimo Gran Premio Circolo Arci Tamburini, organizzazione firmata dal gruppo sportivo Pozzarello. Con le immagini siamo tornati ormai davvero in vista dell'epilogo, ormai sta per iniziare l'ultimo giro ed ecco il gruppo che si mantiene ancora nuovamente compatto. Qui vediamo con il dorsale di gara numero 85, l'abbiamo visto, Federico Morelli del gruppo sportivo Stabia Ciclismo, ma il gruppo, come vedete, viaggia compatto, transita davanti al Circolo Arci Tamburini e si appresta così a transitare un'altra volta sotto lo striscione di arrivo, dove sarà esposto il cartello che segnala un giro al termine. Ultimo giro per gli atleti del gruppo, eccoli qua gli ultimi 3 km e 400 metri, vedremo se il gruppo si presenterà compatto sotto lo striscione di arrivo oppure se ci saranno tentativi da finisher. Sarà importante capire già da queste ultime centinaia di metri per vedere se qualcuno riuscirà ad evadere la vigilanza, che per il momento è stata davvero importante da parte del gruppo per tentare un arrivo in solitaria. Con il gruppo che, come vedete, adesso occupa l'intera sede stradale, adesso c'è un attacco, eccolo qua,
un corridore che prova ad allungare, il dorsale di gara numero 66 Jacopo Bascherini, dietro di lui con il 70 Giuseppe Monteleone. Le formazioni sono quelle per Bascherini dell'Unione Sportiva Luni e invece per Monteleone del gruppo sportivo Olimpia Valdarnese. Guadagnano qualche metro nei confronti del gruppo, un altro atleta si sta per agganciare, lo vediamo in questo momento con il dorsale 82 Younes Fatmi. Si forma quindi un terzetto al comando. Vi ricordo i nomi degli uomini al comando perché adesso hanno una decina di secondi di vantaggio nei confronti del gruppo, con il 70 Giuseppe Monteleone, con il 66 Jacopo Bascherini e con il numero 82 Younes Fatmi. Questo è il più immediato inseguitore, si tratta del dorsale di gara numero 129 Joy Damo, che ha qualche metro di vantaggio nei confronti del gruppo e una decina di secondi di ritardo nei confronti della testa della corsa. Ultimo chilometro, come vedete il gruppo a questo punto accusa una quindicina di secondi di ritardo nei confronti dei tre uomini al comando, che sembrano essere riusciti ad evadere la vigilanza del gruppo e si presentano sul rettilineo finale. È una volata e come vedete è la maglia dell'Olimpia Valdarnese davanti e va a vincere Giuseppe Monteleone. Vince la 32esima edizione del Gran Premio Circolo Arci Tamburini davanti a Younes Fatmi e Jacopo Bascherini. Questo è l'ordine di arrivo anche della categoria esordienti secondo anno. Sempre in quest'ultima, in quarta posizione Luca Milano e in quinta Joy Damo. Nella categoria esordienti primo anno invece successo di Edoardo Sali davanti a Matteo Piccirillo. In terza posizione Francesco Chirofalo, quarto Lorenzo Gistri e quinto Filippo Goti. Questo l'epilogo della prova riservata alla categoria esordienti in questo 32esimo Gran Premio Circolo Arci Tamburini. Una bella colpo di mano che hanno portato a termine i tre atleti che hanno occupato le prime tre posizioni della categoria esordienti secondo anno. A questo punto andiamo a sentire i protagonisti della corsa. Dopo le immagini di questa corsa siamo qui con il vincitore, con Giuseppe Monteleone. Giuseppe, una bella corsa, siete venuti via in tre, speravi di farcela? Sì, speravo perché anche agli ultimi 3 giri mi sentivo bene e ci ho creduto fino alla fine. Poi agli ultimi 200 metri sono stata la ruota di quello che secondo me poteva essere un vincitore in volata e l'ho superata alla fine. Dunque temevi qualcuno in volata? No, temere no, perché siamo rimasti in 3 e già subito all'inizio, visto che io ero più forte di loro in volata. Però un po' di timore ce l'avevo come sempre. Quindi basta, sono stato alla ruota e poi sono andato via e ce l'ho fatta a vincere. A chi si dedica questo mazzo di fiori qui da Cerbaia? Agli allenatori che mi hanno aiutato tanto. Sì. Perché sono stato fermo 2 mesi perché mi sono rotto il braccio e loro mi hanno aiutato, non mi hanno fatto demoralizzare. Il direttore sportivo Lustrini, senti, questi ragazzi, molta soddisfazione. Tanta, giornate come queste sono da incorniciare. Dunque una prima vittoria, dice chi parte bene, chi picchia per la prima volta. Domenica si arrivò secondi con un altro ragazzo, oggi si è vinto, oggi è toccato a noi. Ora si guarderà di rifare i bis domenica.